Un autogol clamoroso da parte soprattutto della Lega Nord e dell'ex sindaco di Rossano. E due, per la seconda volta in pochi mesi il sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, finisce in minoranza. Ieri ad abbandonare il consiglio comunale sono stati l'ex assessore leghista Paola Ganassin e i due consiglieri di opposizione, Gilberto Trevisani ed Ezio Marcon, facendo decadere il numero legale e rinviando così 2 punti sulla variazione al piano degli interventi fondamentali per molti cittadini rossanesi. 31 famiglie volevano costruire la prima casa, avrebbero avuto una risposta con questa variante e sono costretti ad aspettare. In più 7 famiglie, anche a causa della grave crisi economica che ci attanaglia, ci hanno chiesto di vedersi ritornare agricole le loro aree per non pagare più l'IMU che grava su queste aree. Purtroppo ieri era l'ultimo giorno utile e quindi queste famiglie, per colpa di queste 3 irresponsabili, per l'anno prossimo saranno costretti a pagare un 12° dell'IMU su queste aree. Il primo cittadino si è già detto pronto a convocare nuovamente il Consiglio Comunale e a portare a termine quanto rimasto sospeso, e su quanto accaduto ieri Morena Martini non ha dubbi. È un attacco solo politico, un attacco assolutamente vergognoso. I cittadini di Rossano non meritano di essere rappresentati da queste 3 persone che ieri non hanno avuto il coraggio di rimanere seduti e di votare no. Ha paura che possa accadere anche a Rossano quanto è accaduto alla sua collega Marostica? Allora, non ho paura, altrimenti non farei il sindaco.